Amici Bellini, abbiamo screenshot, abbiamo analisi tattica, abbiamo le pagelle del gruppo Telegram, ma abbiamo... Ho controllato, ho aspettato, ho fatto ricerche approfondite perché stava girando questa fotografia. Questa qua, aiuto! È bellissimo. Controlliamo le gambe, che lo vediamo abbastanza in forma, quasi sciupato, giustamente. Quindi è tutto vero. Cominciamo. Perché sono un po' di giorni che stanno girando foto di Kevin in allenamento e io vado là, faccio il controllo, insomma, e dico no, questa foto è di luglio, questa foto è di agosto, e quindi ho crashato un po' di sogni e di speranze degli amici Bellini, ma questa volta insomma appare sul sito del Napoli. Ora, se il Napoli non ci prende, non credo che il Napoli ci prenda in giro, anche perché ci serve da morire. Non dobbiamo pensare che sia già pronto per giocare 90 minuti sicuramente, però Laura non c'è, lui ce l'ha, però chiudiamo con Sanremo perché è anche troppo. Grazie per quelli che hanno visto il video di ieri, che insomma un video più emozionale che tecnico. Ma prima di parlare di Kevin, di Anghissà, di McTominay, perché adesso gira così, scavetto e andiamo a bomba sulle immagini della partita. Sembra che sia stata giocata un mese fa, passano 2 giorni e non si capisce niente. Devo fare anche il recap della Serie A, perché con oggi si chiude la giornata e penso di aver indovinato parecchi risultati, compresa con Seisao da Fanopolo, con Seisao, dai, veramente. Il pareggio tra Roma e Juventus, ne dobbiamo parlare magari sull'altro canale. Partiamo da qui perché è uscita la RefCam. Anticipiamo quella che sarà probabilmente open bar, di solito il martedì. Buon martedì, domani, insomma, ne parleremo. Ma partiamo da questa immagine un po' curiosa, dove Spinazzola chiede a Colombo, dice ma mi sta uscendo il sangue, controllo. Colombo dice no, pochissimo, non ti preoccupa. Come pochissimo, non ti preoccupa? Vabbè. Comunque questa immagine è curiosa e dalla RefCam si capisce sempre che è difficilissimo dalla visuale dell'arbitro a velocità inaudita vedere delle cose. È sempre il VAR, e quindi questo è un video dove noi dobbiamo mettere un punto fermo su quelli che sono i cambiamenti che si faranno al protocollo, perché non facciamo scema è il nuovo hashtag, perché già sto sentendo cose che risolvono quasi niente e se non ci arriviamo. Per esempio, questa era la visuale del fallo su Buongiorno, un fallo, onestamente, noi dobbiamo essere onestissimi, un fallo leggero. Non è un fallo clamoroso che tu dici ma come fai? È un fallo leggerissimo. E io non so nemmeno se con il nuovo protocollo sarebbe stato possibile intervenire, perché il protocollo parla dei calci d'angolo che magari vengono assegnati ma c'è un tocco dell'attaccante, e quindi invece di fare calcio d'angolo fai fallo di fondo o viceversa. Questo è un fallo non visto che poi porta il calcio d'angolo, è sicuro, perché la tocca Buongiorno, ma questo fallo visto non visto è un chiaro ed evidente errore. Il chiaro ed evidente errore da protocollo resta. Di conseguenza anche questa situazione qua probabilmente non l'avrebbero risolta con un intervento del VAR, a meno che non sblocchi il challenge. Allora tu usi il challenge per un calcio d'angolo? Non credo. Di conseguenza questa situazione qua, difficilissimo onestamente da vedere dal vivo, da questa visuale, mentre si incrociano i corpi, poi Juan Jesus passa dietro, quindi veramente complicato. Lì l'arbitro ha una sola possibilità: giudicare al momento la reazione in campo dei giocatori, e si vede di solito, a parte qualche caso eccezionale, si vede quando i giocatori protestano tantissimo per una cosa che loro hanno sentito e che non è finta, e là dovresti subdolare, capire anche l'attaccante se sta scappando subito, se non vuole incrociare lo sguardo, potresti anche chiedere, però è difficile qua. Quello che non è difficile, ma qua non si vede bene perché è tutto pixelato, però il volo che fa Suslov. Quindi io ho tanta paura. Ho veramente tanta paura. Per prendere in scivolata Gutierrez, questo qua a dinamica anche dallo sguardo della RefCam è rosso tutta la vita, perché Suslov salta proprio per aria, cioè un calcio volante. Lui si alza, vola e va all'impatto. Fortunatamente Gutierrez aveva la gamba alzata
Di conseguenza non lo prende sul ginocchio con la gamba piantata a terra, altrimenti salutavamo e ne perdevamo un altro. Quindi se vi dico quello là del calcio d'angolo probabilmente molto grigio, di difficile interpretazione, questo qua non si può proprio, non è proprio in discussione. E il discorso che si farà non facci mesciem, perché no, vogliamo intervenire solo sui secondi gialli, intervieni anche sul giallo. In questo caso anche con le regole attuali il VAR può intervenire e dire controlla che è rosso, quindi si potrebbe fare. Però state facendo dei cambiamenti al protocollo che lasciano comunque la possibilità agli arbitri e al VAR di sbagliare, avallati da un protocollo che resta un po' così, un po' Maldini. E anche qua un po' di psicologia lo capisci quando un Suslov dice no, giallo va bene, giallo mi sta bene. È la sensazione, no? Di solito anche quando fanno un fallo da giallo i giocatori protestano, dice quando mai non l'ho toccato, mentono per la gola. Quando i giocatori dicono no, il giallo va bene, è giallo, non ti preoccupare, non c'è più vuol dire che l'hai fatto, vuol dire che sai. Bonni sa, quindi Suslov sa di aver fatto un fallo sicuramente da rosso e accetta di buon grado, anzi difende l'arbitro, dice no, è giallo, va benissimo. Questa è la pellecchia di Meret vista dal point of view del piccione, che non finisce negli highlights così, però questa è una situazione che insomma ne ci siamo un pochino spaventati. E poi passiamo al campo con inquadrature più logiche. C'è sempre questo movimento che riesce a fare Højlund, questa mezzaluna intorno al difensore senza andare in fuorigioco, con i tempi giusti sul lancio, in questo caso di Beukema. Si sta parlando molto di Beukema, secondo me lui i numeri ce li aveva in impostazione l'anno scorso, e quindi dobbiamo solo aspettare che prenda più confidenza, anche un po' più di coraggio per prendere delle decisioni. Qua è protagonista perché Beukema gliela dà bene, Højlund poi controlla, scarica su Politano, questa azione nasce da Beukema, lo sottolineiamo perché fa questo e poi si spegne Politano. Qua fa bene perché mette il cross col destro, che io adoro, lo sapete, attacca il primo palo Vergara, resta in questa zona Højlund, attaccherà più o meno il secondo Alisson e poi sta arrivando anche Spinazzola, restano i due mediani qua per un'eventuale respinta più lunga. Secondo me il Napoli in questo caso riempie abbastanza bene l'area. È chiaro che Santos non è altissimo, ecco, quando se c'è un McTominay, per dire, si favorisce magari l'inserimento di McTominay e Alisson viene un pochino più dietro, per capirci, quindi anche le caratteristiche dei giocatori poi ti portano a uno sviluppo dell'azione. Højlund poi sulla respinta fa un gol difficilissimo perché devi indirizzarla con una certa forza nel punto più lontano dove Montipò non può arrivare. Gran gol. Questa è una delle azioni che mi ha fatto urlare di più, cioè qua sempre in mezzo lui, Colombo, che praticamente impedisce a Elmas di arrivare su questo pallone dove potevi andare al tiro di prima, controllare e tirare. Qua se lo marca proprio, marcatura preventiva, ostruzione a tutti gli effetti. Qua non ci puoi fare niente, cioè qua è ancora di più, perché non è che è un intervento sbagliato, un fallo chiamato al contrario, ti sei messo in mezzo e non ho potuto giocare. Un'altra situazione, questa volta Højlund va dall'altra parte, sempre a metà tra Bella Ketchup e questo cristiano lunghissimo Edmundson, legnoso ma fisicamente importante. In questo caso il passaggio di Spina è preciso, Højlund riceve il pallone, salta il portiere e poi si ritrova il biondo numero 5 a salvare sulla linea. Poi qualcuno mi chiedeva su questo possibile fuorigioco attivo, sulla deviazione di Højlund. Ci ho pensato, secondo me no, perché al di là della presenza di tanti giocatori oltre la linea dei difensori del Napoli, se ti arriva un tiro, io credo che al di là di tutto, hai o non hai difensori attaccanti alle spalle, Højlund avrebbe probabilmente fatto lo stesso tipo di azione per evitare il tiro, perché stava andando il tiro in porta. Quindi non credo che sia impattante in questo caso. Nel secondo tempo buono l'ingresso di Gilmour, qui c'è una combinazione tutta di prima, riceve palla da Buongiorno, si coordina già con il corpo per il passaggio di prima e la triangolazione con Lukaku. Nel momento in cui parte il passaggio, come vi dicevo, il codificato qual è? Nel momento in cui parte il passaggio, quelli che devono andare intorno a Højlund o a Lukaku già partono
facendo il movimento di modo che il triangolo si chiude bene tutto di prima. Ecco, Lukaku è sembrato insomma la famosa fa tenerezza quando non riesce a tenere il pallone, ma vi ricordo come l'anno scorso basta che ne fa uno basta che vince un duello decisivo. In questo caso Elmas tira centrale e Montipò la para. Io sono sempre convinto che prendi la porta perché poi è così che arriva il gol di Lukaku. Lukaku la tira ancora più centrale di quello che è stato il tiro di Elmas e Montipò fa la pellecchia, perché poi il tiro improvviso, magari forte, anche se è centrale, non sempre è facile per il portiere, e in questo caso la riesce a parare. E poi qui ci spieghiamo, secondo me, il discorso che abbiamo fatto anche in live: perché Gutiérrez a destra e Mazzocchi a sinistra? Credo per questo motivo qua. Perché quando arriva un cross da questa zona a rientrare, oddio, la traiettoria non è quella, la traiettoria è più così, vabbè, insomma, lo sapete come. Che succede? Che anche una spizzata può andare verso la porta o perlomeno verso il calcio d'angolo. Se tu invece fai partire il cross da qua, sempre, secondo me, a me piace l'alternanza, cioè che ce ne sia uno a piede invertito da una parte e uno col piede suo dall'altra. Fai conto, Insigne Callecon, per capirci, anche se quelli erano lato forte e lato debole per andare a chiudere, però uno e uno, hai alternanza, perché adesso lo vediamo l'importanza dell'alternanza. Insomma, questo cross, se fosse partito dal fondo, andando ad uscire, la deviazione, la palla finisce in questa zona qua e non avremmo avuto il calcio d'angolo decisivo. Però dal calcio d'angolo decisivo il cross arriva col sinistro, da sinistra, da Giovane, e poi le cose ti devono andare anche bene, perché il cross viene deviato leggermente in questo punto, ma non cambia direzione tantissimo, finisce dritto per dritto. Juan Jesus prova, addirittura accenna una rovesciata, per fortuna non la tocca, la palla arriva a Lukaku e noi impazziamo completamente. E qui a far vedere che insomma la girata di Lukaku è abbastanza dritta per dritta, il pallone sbuca da distanza ravvicinata e Montipò non può farci niente. Oddio, poteva farci qualcosa, però il miracolo non è riuscito. Di conseguenza possiamo apprezzare la bellezza di Oriali poco prima di uno sfogo del momento di Conte. E poi al microscopio vi volevo far vedere questo, come lui sa, è qua che è già cartellino rosso, molto prima che avvenga il contatto. Perché tu, se stai volando, se stai alzando tutte e due le gambe per andare a contatto, qui mi dispiace, questo gesto, che tu lo prenda o no, anche se Gutiérrez lo salta a pie pari, è d'Italia. Sembra quasi che sei poco. Allora, cartellino rosso senza alcuna discussione, perché è di una pericolosità, è di una vigoria sproporzionata. Ecco, diciamo utilizziamo i termini del regolamento: se alzi la gamba così e vai poi a prenderlo, non può esistere, non può finire la partita. Ed è bene far vedere il punto di contatto che avviene sullo stinco, insomma sulla tibia, insomma altezza dei parastinchi, ma solo perché c'è distanza, perché ha il piede alto Gutiérrez, altrimenti sarebbe arrivato più o meno nella zona del ginocchio. Un calcio volante nella zona del ginocchio, cartellino rosso tutta la vita. Insomma, andiamo alle pagelle. Mi risposto per cambiare cavetto. Potete lasciare un like adesso, noi ci rispostiamo per vedere. Meret con 5,5, credo che insomma quell'incertezza in quell'uscita, poi alla fine sul gol non può fare niente. C'è stato anche un rinvio che si poteva far meglio. Per il resto assolutamente inoperoso nel primo tempo. Alla fine c'è stato un momento nel secondo tempo dove il Verona ha preso un po' più di coraggio. Siamo noi che siamo insoddisfatti del Napoli, che ci aspettiamo potesse fare di più contro il Verona. Però non è che hanno creato, non è che Meret migliore in campo, eccetera eccetera. Andiamo avanti. Come vi dicevo, insomma, quello che deve migliorare, secondo me, non è un grandissimo marcatore. Secondo me ce lo ritroveremo meglio a fare una fase di impostazione pulita, che non insomma marcature arcigne tipo Bella Kocap con Højlund. Non è nelle sue, non l'ho mai visto fare. Però anche lui un po' di adattamento nella difesa a 3, fiducia che ha dovuto riconquistarsi, se l'è riconquistata. Beuke, ma sei più. Ancora un giallo? Lo stanno veramente martoriando.
Però conferma che insomma si sta un po' più tranquilli. Poi vabbè, attaccanti del Verona onestamente poca roba, però si sta più tranquilli con lui al centro e con Buongiorno Braccetto. Juan Jesus 6 più, idem con Patate, sto più tranquillo con lui Braccetto che non centrale. Buongiorno 6 più, premio Miciu va a Politano in purezza, vedo, proprio all'unanimità. Aveva cominciato anche bene onestamente, però ci aspettiamo molto di più. Pure lui a votare le canzoni di Sanremo, fai la vita d'atleta. Ecco, per esempio, mi è piaciuto di più il suo compagno di reparto, nello specifico. C'è stato un pallone perso. Io poi su un pallone perso mi metto a fare giudizi, è perché siamo abituati male con lui. Però un pallone perso che poi porta a un cross velleitario, un colpo di testa di Sara nel primo tempo a Palombella, è inutile. Però lo podcast 6 credo sia corretto, così possiamo dare il più. Io qui lo alzerei quasi a 7, però poi sono quello là che Elmas eccetera eccetera. Apprezzo e lascio il voto degli amici Bellini, va al tiro 2 volte, insomma, per una squadra che non ha tirato tantissimo, almeno lui l'ha impegnato, perché prende la porta e chiama Montipò a 2 parate. Elmas 6 più, Spina meno brillante di altre volte, però imbucata, però Elund la riesce sempre a fare. Secondo me si deve limare un pochino quello che è il rapporto con Santos su quella fascia, sono entrambi a piedi invertiti. Lui è chiamato a sovrapposizioni interne perché a Santos piace stare sulla linea, o forse glielo chiede Conte. Insomma, Spina potrebbe crescere ancora un po' di più, 5,5. Inizia bene lui, fresco, bello col piglio di voler puntare sempre l'avversario, ed è corretto. Alla fine un po' di fumo perché poi non riesce a essere determinato, però il fatto che si sia guadagnato il posto da titolare in poco tempo rispetto ad altri vuol dire che sta lavorando bene e che è mentalizzato. Alisson 6. Toni fa la sua partita, arrivando anche al tiro, cercando di lottare su tutti i palloni. Alla fine ci mette lo zampino sul gol di Højlund perché attacca lui bene l'area, e quindi non è assist suo ma compartecipa sicuramente. Vergara 6,5. Mi ha colpito molto l'esultanza al gol di Lukaku, che significa prima di tutto attaccamento alla maglia, perché ci teneva alla vittoria come tutti gli altri, e quando segna quello che ti potrà togliere qualche minuto fondamentalmente, possibilmente nel finale di stagione o anche l'anno prossimo, si vede che a prescindere lo avrebbe voluto come compagno un Lukaku, per imparare delle cose, per magari anche condividere l'attacco. Immaginate un Lukaku Prime con questo a fianco che non deve fare tutto quel lavoro ma può puntare alla profondità e andare al tiro. Mica male. Højlund 7,5. Entra bene il mini scozzese, piace, sto pensando, vuoi vedere che magari il momento, se ha recuperato pienamente la forma, può far riposare una mezz'oretta lo bot, che addirittura partire dal primo minuto, non è una cosa assurda. Gilmour 6 più, anche lui entra abbastanza bene nella partita, un po' a sinistra, un po' a destra, alla fine si adatta, e quelli che si adattano a me piacciono. Poi ha sicuramente tecnica, dal suo cross, come abbiamo visto, arriva il calcio d'angolo decisivo. Strano non sia partito lui dall'inizio, ma va bene così. Gutierrez 6 più, e il premio Reali va a Romelu per tanti motivi. Chiaro il gol decisivo, è chiaro quello che ci comunica anche a livello emozionale, un leader che ci è mancato tantissimo e che spero possa continuare a crescere a livello di stato di forma, perché più minuti sta in campo, più pericoli ci sono per gli avversari, che in qualche modo devono marcarlo, raddoppiarlo, e se si sviluppa l'azione intorno sono dolori. Lukaku 8 meno, premio Reali. Anche Paco partecipa perché è suo il passaggio per Giovane che porta al cross decisivo, quindi anche Paco partecipa all'azione finale, quasi tentato dall'1-2 con Elmas che si era inserito, però lui sceglie Giovane e fa bene lui. Mazzocchi 6, e diamo soddisfazione anche a lui. Non lo so se è uscito l'assist alla fine perché viene leggermente deviato il pallone, però ci mette lo zampino importante. Giovane 6 più. Capisco e accetto il voto streaming sito all'allenatore, perché col Verona ti aspetti molto di più, di creare dei presupposti
che ci sono stati, ma volevamo qualcosina in più onestamente. Però seguendolo anche dalla panchina qualcosa lui l'ha chiesta e non sempre i giocatori l'hanno fatto. Sono d'accordo, Conte 6. Ci sono stati voti peggiori, onestamente, per i piccioni. Ripeto che la cosa veramente grave è quell'espulsione. Sentiremo domani se invece quella no, quel giallo ci può stare, il fallo sul calcio d'angolo. Io resto della mia idea. Non mi faccio convincere né influenzare da quello che dicono l'open bar, perché ne dicono una diversa tutte le volte, quindi non c'è una linea. L'arbitro 4. E così è. Parleremo estensivamente questa settimana della partita che porta al Torino. Ha vinciuto, quello è stato uno dei miei pronostici sbagliati e adesso mi preparo a fare il video, magari aspetto che finisca Pisa-Bologna, perché poi Udinese-Fiorentina alla fine è poca roba, anche se per la salvezza è importante, però ci dobbiamo insieme uno, l'avete visto, no? Insieme a me per sempre, sarà per sempre sì, eccetera eccetera. È ritornato al gol proprio contro Sarri, io no, vabbè, una cosa mia, insomma, vabbè. E quindi ci avvicineremo a questa partita sognando Kevin in campo per qualche minuto. Io non posso immaginare che appena è tornato ad allenarsi subito lo vediamo titolare. Ho letto anche gente, tutti e tre ritornano, anche se mette nel mirino, cerchiano la data in rosso. Lo avete detto tutti i giorni nei scorsi 2 mesi, lo avete detto tutti i giorni, quindi io non vi credo più. Semplicemente non vi credo più. Dalle foto si è visto Kevin, non ho visto Anghissà e non ho visto McTominay, quindi uno alla volta, per carità. Se avete dei minuti, Conte è stato chiaro, Anghissà deve dirmi lui se se la sente, perché si entra in campo per battagliare, non si può stare sulle punte tipo Maldini oppure con le ciabatte tipo Anghissà quando ogni tanto no, o c'hai le scarpe chiodate oppure niente. Però già solo l'idea che tu a un certo punto al 75esimo puoi mettere un Kevin, che un calcio di punizione, se te lo danno, un calcio di punizione, un calcio d'angolo te lo può battere con quel piede, onestamente. L'avete visto l'impatto di Modric col Milan? Anche partite giocate male te le ha risolte con grande genialità, con visione di gioco, anche con applicazione, perché Modric fa anche fase difensiva perché sa dove mettersi per schermare i palloni, e sono giocatori di un altro livello anche alla loro età. Quindi il ritorno di Kevin è qualcosa di emozionante onestamente, e noi il calcio non ce lo guardiamo solamente per vincere, ma anche e soprattutto per emozionarci. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, vi chiedo i like, vi chiedo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Lì è veramente una questione di cortesia, perché lo so che a molti escono a prescindere i video nella home, ve li guardate, io vi ringrazio, like, che cortesia, cliccate per cortesia.